Eder. Mac. Pallister. A più di 3 anni e mezzo dalla morte di Liliana Resinovic, il mistero resta intatto e la realtà sembra sempre più sospesa tra il dramma e l'assurdo. Da mesi chi segue la vicenda ha assistito a una delle piroette giudiziarie più sconcertanti della storia recente, il cambio di rotta dell'avvocato Bevilacqua, legale di Sebastiano Visintin. All'inizio la sua posizione era granitica. La tesi del suicidio era inaccettabile, ingiustificata, da respingere con ogni forza. Per questo motivo Bevilacqua si era opposto con determinazione all'archiviazione chiesta dalla procura, sostenendo la necessità di nuove indagini, una riesumazione, analisi tecniche, perizie approfondite. Il quadro, secondo la difesa di Visintin, era tutt'altro che chiaro. Troppe incongruenze, troppi interrogativi senza risposta, troppi dettagli che non quadravano con una scelta volontaria di togliersi la vita. Quella battaglia aveva avuto un risultato clamoroso. Il GIP aveva respinto l'archiviazione, ordinando una seconda ondata di accertamenti, superperizie e esami su ogni possibile traccia. Una riapertura del caso costata mesi di lavoro e di attesa, alimentando la speranza di dare finalmente un senso a tanti indizi rimasti sospesi. Poi, quando tutti si aspettavano risposte, ecco la svolta grottesca. L'avvocato Bevilacqua, lo stesso che aveva impugnato l'ascia di guerra contro la tesi suicidiaria, si presenta serafico. Lilly si è uccisa. Improvvisamente la posizione della difesa si capovolge, come se nulla fosse accaduto nei mesi precedenti. Non c'è più alcuna opposizione feroce, nessuna ferma richiesta di giustizia, solo la nuova convinzione che la pista del suicidio sia non solo accettabile, ma addirittura quella da prendere in seria considerazione. Con quale tempismo? Quando le indagini non sono ancora concluse, quando le nuove perizie ordinate dal giudice sono ancora in corso, quando nemmeno la superconsulenza medico-legale ha fornito risposte definitive. Insomma, mentre la scienza e la giustizia lavorano per sciogliere gli ultimi nodi, la difesa di Visintin ha già emesso la sua sentenza. E i nodi da sciogliere non sono pochi. Uno dei punti centrali resta il famoso cordino trovato attorno al collo di Liliana, oggetto ora di nuove analisi genetiche e spettrofotometriche per capire se provenga davvero dalla matassina che Sebastiano dice di aver ritrovato in cucina mesi dopo la scomparsa. Un dettaglio tutt'altro che secondario: se il cordino dovesse risultare compatibile o meno potrebbe cambiare radicalmente la ricostruzione di quanto accaduto. E poi c'è la frattura alla vertebra T2. Secondo la dottoressa Cattaneo, rappresenta la prova che Liliana avrebbe subito un'aggressione prima della morte. Ma la difesa ribatte che la frattura sarebbe stata causata dopo, durante le manovre dell'autopsia. A complicare le cose, la prima analisi radiologica non aveva rilevato fratture, ma una successiva rilettura della TAC pre-autopsia avrebbe invece riscontrato una intaccatura compatibile con una lesione. Risultato? Tutto rimane sospeso. Nuove perizie, nuove attese, nessuna verità definitiva all'orizzonte. E intanto, chi aveva invocato verità e giustizia ora abbraccia con disinvoltura la tesi del suicidio, lasciando basiti chi aveva creduto fino all'ultimo in una battaglia di chiarezza. Così il caso di Liliana Resinovic rimane sospeso tra dubbi, ipotesi e dichiarazioni che sembrano cambiare direzione a ogni cambio di vento. La parola fine? Sempre rimandata, mentre il mistero e l'assurdo continuano a camminare a braccetto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.